A Gorizia, sempre in città, ci rimaniamo per parlare di medicina. Parliamo sempre di medicina e oncologia, in particolare di sarcomi. Nella città c'è un'equipe medico-chirurgica d'avanguardia per la cura dei tumori muscoloscheletrici guidata dal dottor Franco Gherlinzoni. A lui abbiamo chiesto quale fascia d'età è la più colpita da questa tipologia di tumore, come si accorge di essere ammalati e quali sono anche i consigli che lui può dare ai familiari di un paziente al quale è stato diagnosticato un tumore delle ossa. Sentite le sue parole. Abbiamo incontrato il dottor Franco Gherlinzoni, presidente CIOSM, e stiamo parlando di sarcomi, di tumori molli, tumori rari, ci spiegava il dottor Gherlinzoni. Cosa consiglierebbe a una persona, a un familiare che scopre di avere un sarcoma o qualcuno nel suo entourage familiare scopre di avere un sarcoma? Beh, innanzitutto la cosa più importante in questo, la grande criticità di questi tumori è che la diagnosi è sempre una diagnosi ritardata oppure purtroppo anche molte volte sbagliata. Proprio per la loro rarità questi tumori sono poco conosciuti e quindi sono un po' sottovalutati i sintomi del paziente, perché una tumefazione, come ho detto, è dolorosa, può accadere anche dopo un trauma sportivo, un trauma di qualsiasi genere. Quindi quando vi è una tumefazione che cresce nel nostro organismo e raggiunge dimensioni maggiori di quelle di una pallina da golf, di una pallina da tennis, bisogna assolutamente rivolgersi a uno specialista che possa dare i consigli e avviare il paziente presso l'iter diagnostico più opportuno. Cosa succede quando è stata fatta una diagnosi errata e ci si accorge in ritardo? Purtroppo questa è una situazione che è piuttosto frequente e questo comporta dei ritardi nella diagnosi. Il ritardo della diagnosi significa che il tumore rimane in situ e continua a crescere e poi alla lunga può dare anche delle disseminazioni ad altri organi che sono estremamente gravi. Molte volte purtroppo non è solo la diagnosi ritardata, molte volte vengono fatte anche delle manovre terapeutiche assolutamente incongrue e assolutamente inopportune che possono disseminare il tumore e creare quindi delle difficoltà molto gravi per i successivi clinici o chirurghi che devono affrontare la situazione, portando delle volte a degli interventi molto più allargati di quelli che sarebbero stati necessari se la diagnosi fosse stata fatta in maniera corretta. Chi si ammala di più, dottor Gherlinzoni? Un adulto, un anziano? Le chiedo se ci sono delle manifestazioni pediatriche. Certo, allora i tumori primitivi dell'osso sono quindi l'osteosarcoma, il sarcoma di Ewing, sono tipici dell'età adolescenziale, quindi sono i giovani che si ammalano di più. Indubbiamente poi vi sono altre forme, come ho detto la classificazione è molto complessa, altre forme quali per esempio i tumori cartilagini che sono tipici dell'età adulta e dell'età avanzata, i sarcomi delle parti molli sono tipici dell'età adulta e dell'età avanzata, però diciamo che questi tumori possono colpire tutte le fasce di età.